Come mai hai deciso di vivere in Sardegna? Tra l'altro proprio in Sardegna tu sei stato protagonista insieme alla tua compagna Lori Grezzi di una brutta storia, cioè una storia di rapimento, un sequestro. Malgrado questo hai continuato e continui a vivere in Sardegna. Come mai? Per molti motivi, primo dei quali perché le varie etnie sarde, malgrado cospicue differenze di lingua, di cultura, hanno in comune come minimo il rispetto di valori fondamentali in cui credo anch'io. Quindi con loro io mi ci trovo bene. Parlo della generalità della gente sarda. Un altro motivo è l'ambiente, che è inutile descriverlo, basta guardarsi intorno. Credo che sia uno dei più spettacolari e dei più puliti d'Europa, anche se io faccio di tutto per bilanciarlo. Un altro motivo per cui desidero stare in Sardegna è il fatto che qui io ho pur sempre un'azienda agricola che va in qualche maniera seguita, anche perché non posso un domani dire ai miei figli vi saluto e vi lascio 50 canzoni per uno, perché nel mio repertorio non compaiono canzoni come Blue Moon, Stardust, né tantomeno Bianco Natale, vale a dire canzoni che da un punto di vista dei diritti d'autore riescono a rendere ricche 2 o 3 generazioni. Ma il mare separa e unisce popoli e continenti. Nel momento in cui li separa direi che ti stimola il sogno, la fantasia. Nel momento in cui li unisce, vale a dire nel momento dell'intrapresa del viaggio, ti mette a rapporto costante con la realtà. Per quanto mi riguarda, quindi per quanto riguarda il mio mestiere, direi che la complicità del mare è duplice. C'è una complicità poetica e una giornalistica. Di cosa ha paura oggi Fabrizio De André? Sicuramente della morte. Non tanto la mia, che in ogni caso quando arriverà, se mi darà il tempo di accorgermene, mi farà provare la mia buona dose di paura, quanto la morte che ci sta intorno. Lo scarso attaccamento alla vita che noto in molti nostri simili, che si ammazzano per dei motivi sicuramente molto più futili di quanto non sia il valore della vita. Io ho paura di quello che non capisco e questo proprio non mi riesce di capirlo. Che valore hanno per te l'utopia, il sogno? Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura.